Buonasera, iniziamo questo secondo incontro della nostra rassegna di Venerdì Storia, ringraziando subito il nostro ospite, la professoressa Antonella Salomoni, docente presso l'Università degli Studi di Bologna. La ringraziamo anche per aver affrontato il viaggio, essere venuta qui e essersi resa disponibile a partecipare. E Antonella Salomoni è professore ordinario di storia contemporanea dal 2007, prima all'Università della Calabria e poi dal 2023 all'Università di Bologna. La sua attività di ricerca si è svolta presso l'Accademia Polacca delle Scienze di Varsavia, l'Istituto di Storia di Helsinki, l'Istituto di Storia di Leningrado, l'International Sociale, Istituto per la Storia Sociale di Amsterdam, l'École d'Études di Parigi, a Parigi alla Sorbona, l'Università Statale Russa di Scienze Umane di Mosca. Tra i suoi volumi, Il pensiero religioso e politico di Tolstoi in Italia, Il pane quotidiano, ideologia e congiuntura nella Russia sovietica, L'Unione Sovietica e la Shoah, Le ceneri di Babi Yar, L'eccidio degli ebrei di Kiev, Il protocollo segreto, il patto Molotov-Ribbentrop, di cui stasera appunto ci parlerà, e il suo ultimo lavoro è questa pubblicazione uscita per il Mulino, Lenin a pezzi, e magari sarà l'occasione per invitarla in un altro incontro dei nostri incontri delle prossime rassegne. Ricordo venerdì prossimo, sempre qui in questa sala, ci sarà un incontro con la professoressa Giulia Caccamo dell'Università degli Studi di Trieste, e lei affronterà il tema dei confini, l'esodo degli italiani dell'Istria nel quadro degli spostamenti di popolazione nell'Europa del secondo dopoguerra, ed è un incontro che facciamo in prossimità del giorno del ricordo, 10 di febbraio. Io lascerei subito la parola alla professoressa, che è disponibile al termine della sua relazione anche per rispondere a qualche domanda. Grazie ancora. Lì dietro. Benissimo, grazie. Intanto sono io che vi ringrazio, non è stato assolutamente un viaggio né faticoso né lungo, anzi io viaggio se posso con i treni regionali per evitare ritardi, quindi veramente mi prendo il tempo, la calma per godere anche il viaggio più vicino. Benissimo, quindi ringrazio Stefano Pagliantini prima di tutto, insomma, per l'invito che ho accolto davvero con grandissimo piacere. Come dico sempre, sono delle importanti occasioni per un autore, quello di confrontarsi, di misurarsi anche con il pubblico. E quindi introduco subito questo testo, questo libro che ho dedicato al protocollo segreto, patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia. È insomma un titolo che occorre spiegare. Intanto la prima cosa che vorrei sottolineare è questa, che è paradossalmente, perché non mi era mai capitato di fare un lavoro di questo tipo, è un lavoro che si fonda su un singolo documento di una pagina, il protocollo segreto. Quindi è un libro dedicato al protocollo segreto, quindi un testo brevissimo, molto discusso. Ancora oggi ci sono ancora delle polemiche intorno a questo testo, cercherò un po' in sintesi di spiegare che cosa significa tutto questo. E prima di arrivare al protocollo segreto vorrei ricordare l'evento che è legato al protocollo segreto, vale a dire il patto Molotov-Ribbentrop della fine di agosto, 23 agosto 1939. È un patto di non aggressione, quindi è un patto spesso siglato fra stati, quindi è un patto, per certi versi lo si potrebbe chiamare di amicizia, è un patto di conciliazione in quel frangente fra Germania nazionalsocialista e Unione Sovietica staliniana. Quindi perché lo chiamo di conciliazione oltre che di non aggressione? Quindi i due contraenti, i due stati che firmano questo patto, si assicurano reciprocamente di non invadersi, quindi è un patto di non aggressione, di conciliazione, perché si tratta di due regimi assolutamente antagonisti dal punto di vista ideologico, e lo sono stati in modo anche molto violento fino al momento della sigla di questo accordo. E dunque è un patto che viene siglato a Mosca
da parte dei rispettivi ministri degli esteri, quindi un patto che ha a che fare con le relazioni diplomatiche, con le relazioni internazionali, le relazioni fra due stati, fra due potenze del tempo. Quindi von Ribbentrop, il ministro degli esteri tedesco, e Molotov, ministro degli esteri sovietico. 8 giorni dopo, quindi poche cose insomma intorno all'evento, questo patto viene approvato dai singoli parlamenti, dal Parlamento tedesco e dal Soviet Supremo in Unione Sovietica. È una breve alleanza. Per quale ragione? Perché questo patto rimane in vigore fino al momento in cui la Germania, il 22 giugno del 1941, improvvisamente, si può discutere sul fatto se sia una invasione improvvisa, però certamente viola questo patto e senza alcun avviso invade l'Unione Sovietica. Ed è il momento in cui l'Unione Sovietica entra nel secondo conflitto mondiale. Il secondo conflitto mondiale invece inizia pochi giorni dopo la sigla del patto, il 1° settembre del 1939. Quindi già questo dal punto di vista cronologico ci fa capire che ha un profondo significato dal punto di vista dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Dunque il patto di non aggressione non è segreto, è reso immediatamente pubblico, se ne discute subito molto, nell'immediato, è reso pubblico sia in Unione Sovietica che in tutto l'Occidente, quindi in Germania prima di tutto, ma poi ne parlerà tutto l'Occidente. E viene fatto conoscere attraverso la stampa quotidiana, quindi attraverso i grandi organi di informazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, quindi anche l'Unione Sovietica dà grande pubblicità a questo documento, a questa alleanza, improvvisamente, nessuno l'aspettava, quindi qualche diplomatico insomma discuteva della possibilità di un accordo fra Germania e Unione Sovietica, però è un accordo tutto sommato inaspettato. E l'Unione Sovietica, ad esempio, io guardo soprattutto al lato sovietico, il maggiore quotidiano dell'epoca, la Pravda, pubblica delle fotografie in cui si vedono i due ministri degli esteri che si stringono la mano, che firmano il documento, si stringono la mano. Sono fotografie che probabilmente molti di voi avranno visto, si trovano facilmente in rete. Alle spalle c'è Stalin sorridente, quindi è un'occasione solenne anche dal punto di vista dell'immagine. E poi c'è anche un lungo editoriale del quotidiano del partito che presenta l'accordo come qualcosa di importante, se ne parla come, e anche qui è interessante capire come viene presentato alla società, come viene presentato all'opinione pubblica. Si parla di un patto che viene firmato per, utilizzo proprio le parole utilizzate dalla grande stampa, preservare la causa della pace. Dopo una settimana ci sarà lo scoppio della guerra. Preservare la causa della pace, consolidare delle relazioni amichevoli. Meno di 2 anni dopo ci sarà una guerra cruenta fra questi due paesi e si insiste soprattutto sul fatto, ancora una volta le cito questo editoriale, noi sosteniamo la pace e il rafforzamento dei legami concreti con tutti i paesi. 7 giorni dopo scoppia il secondo conflitto mondiale, il più sanguinoso conflitto della storia del Novecento. È un patto dunque molto noto, ad esempio pochi giorni dopo Molotov, il ministro degli esteri, lo definisce il 23 agosto come una data di grande importanza, sono le sue parole, di importanza storica, quindi si sottolinea proprio l'importanza di questo accordo e si dice ancora, sempre Molotov afferma, è un punto di svolta nella storia dell'Europa e non soltanto dell'Europa, come se ci si trovasse davvero di fronte a un grande evento storico. Ancora più interessante, perlomeno per quanto mi riguarda, è ciò che questa improvvisa alleanza fra due
paesi nemici, perché prima della sigla, prima di siglare l'accordo, questi due paesi sono antagonisti, sono nemici ideologicamente, ma anche attraverso delle schermaglie, insomma attraverso delle invasioni di campo, insomma, se non proprio di territorio, e dunque si afferma in Unione Sovietica, di fronte a questa novità, insomma questa cesura potremmo definirla, la reazione di molti cittadini è di grande sconcerto, di grande sorpresa, di grande sconcerto, non soltanto per ragioni propriamente ideologiche. Come mai improvvisamente questi due paesi nemici, fino a pochi giorni prima nemici, diventano invece degli alleati, dei veri e propri alleati. Ma anche, e questo per me è stato molto interessante, ripensarci dopo lo scoppio della guerra nel febbraio del 2022, cambia il linguaggio, c'è una grande trasformazione del linguaggio, quindi c'è una vera e propria, potremmo dire, metamorfosi linguistica nella comunicazione, per cui parole che un tempo venivano utilizzate per definire il nazismo e i nazisti improvvisamente vengono capovolte. Quelli che erano dei nemici sulla stampa diventano degli amici. Un tempo si parlava di eserciti aggressori, quindi la Germania era un esercito aggressore, c'era stato un intervento della Germania in Cecoslovacchia poco tempo prima, nei Sudeti. Si parla di invasori, di predatori, di fascisti. Il più delle volte i nazisti vengono definiti fascisti. Improvvisamente il giorno dopo la firma del patto Molotov-Ribbentrop invece quelli che erano gli aggressori diventano invece truppe tedesche, unità tedesche, e questo linguaggio si rafforza sempre di più proprio quando la Germania il 1° settembre del 1939 invade la Polonia. Poi l'altra data da ricordare è il fatto che il 17 settembre del 1939 l'Unione Sovietica entra in Polonia e di fatto invade l'altra parte della Polonia, quella a oriente, quindi da oriente entra in Polonia. Allora, che cos'è che manca nella comunicazione? E questo mancherà per molto tempo, quindi non diventerà noto né in Germania né in Unione Sovietica, quindi rimane un segreto per un certo periodo di tempo. Ciò che è assente è il fatto che questo patto prevede dei protocolli segreti. Sono dei protocolli segreti, sono diversi, insomma non è uno soltanto, però ce n'è uno particolarmente importante ed è questo, quello che viene chiamato normalmente il protocollo segreto. E dunque è un protocollo che viene firmato poche ore dopo la firma del patto, quindi nella notte fra il 23 e il 24 agosto, e che costituisce una parte integrante del patto, quindi è un elemento costitutivo del patto e lo si dice all'interno di questo protocollo segreto. E che cosa definisce, che cosa si sancisce in questa pagina? Sono pochi commi, pochi articoli. Si fissa la riorganizzazione territoriale dell'Europa orientale, di tutta l'Europa, quasi tutta l'Europa orientale, e si definiscono dei nuovi confini. C'è anche una carta che rimarrà segreta, una carta geografica in cui vengono definiti i nuovi confini dell'Europa orientale. E dunque che cosa decidono i due alleati? Definiscono quelle che sono le rispettive sfere di influenza. Quindi si dividono l'Europa orientale e in sostanza si spartiscono l'Europa orientale. E questo ci spiega, da un lato, l'invasione dei tedeschi a Occidente il 1° settembre del 1939 e dall'altra l'intervento alcune settimane dopo dell'Unione Sovietica che entrerà in Polonia con il pretesto di difendere i polacchi che si trovano improvvisamente privi di una leadership, perché il governo polacco di fronte all'invasione scompare, quindi fugge in parte all'estero, in parte si nasconde, va in clandestinità e quindi non c'è più un governo del paese, perché l'invasione da parte dei tedeschi è un'invasione potente, il territorio polacco viene occupato molto molto rapidamente, la parte che era stata assegnata all'Unione Sovietica. Attraverso
diverse carte diplomatiche è possibile ricostruire quello che è l'iter di quest'accordo e di questa intesa a più livelli, sia quella ufficiale che quella segreta. E quello che molto sorprende è la rapidità. Vale a dire che le trattative sono molto molto rapide, durano non dico poche ore, ma pochi giorni, pochissimi giorni. Quindi è davvero sorprendente. Abbiamo molte testimonianze di diplomatici che successivamente che erano in parte presenti, in parte hanno ricevuto informazioni di carattere riservato, che traducono proprio questa rapidità, spesso anche con sorpresa, nel senso che gli stessi diplomatici sono molto sorpresi. Dunque di questo protocollo segreto si inizia a parlare non soltanto a livello governativo in Germania, a livello governativo in Russia, si inizia a parlarne nelle diplomazie europee, quindi delle notizie filtrano, ci sono diplomatici tedeschi che conversano con diplomatici statunitensi e che alludono, pur senza sapere con precisione che cosa è stato firmato. E dunque l'idea, il sentimento, la convinzione che ci sia qualcosa di più del testo ufficiale inizia a circolare nelle cancellerie europee e nella cancelleria statunitense. E dunque adesso io non ricostruisco insomma quelle che sono le conseguenze del patto e del protocollo, e soprattutto del protocollo segreto. La cosa importante, a mio avviso, è proprio l'invasione della Polonia da parte della Germania e l'entrata, come vedete non dico invasione perché non lo è dal punto di vista tecnico, però quella che potremmo definire anche un'invasione da parte dell'Unione Sovietica. Poi ci sarà, l'anno successivo, ci sarà anche l'annessione, una vera e propria annessione dei paesi baltici, sempre da parte dell'Unione Sovietica, perché anche i paesi baltici rientrano all'interno della sfera di influenza sovietica. Quindi, se volete, l'Unione Sovietica agisce con precauzione, prima metà della Polonia, poi i paesi baltici, poi altri territori come la Bessarabia, eccetera. In parte anche c'è una guerra con la Finlandia, ancora una volta per ragioni di sfera di influenza. Quello che invece vorrei mettere in discussione è capire quali sono state, perché è quello che faccio nel volume, capire quelle che sono state le vicissitudini di questo testo, di questa pagina, di questo protocollo segreto, perché di questo protocollo esistono due copie. Quella firmata da Molotov e Ribbentrop, che viene conservata dai tedeschi, e quella firmata da Molotov e Ribbentrop che viene conservata dai sovietici. Allora, in estrema sintesi, il testo che finisce negli archivi tedeschi andrà perso, viene distrutto durante la guerra, durante i bombardamenti alleati. Quindi quello che è l'archivio del Ministero degli Esteri viene pesantemente bombardato durante la guerra, così come altri edifici pubblici, come spesso avviene durante i grandi conflitti, e dunque la copia originale andrà perduta. Non è mai stata ritrovata, né mai sarà ritrovata, perché è andata veramente perduta. L'archivio del Ministero degli Esteri era però stato microfilmato. E quindi, in previsione di fronte ai primi importanti bombardamenti da parte degli alleati, questi microfilm, così come molte altre carte dei ministeri nazionalsocialisti, vengono disseminate, nascoste nel territorio tedesco, quindi vengono spesso sotterrate, quindi si fanno degli archivi, questa volta sì, degli archivi segreti, nel senso che sono gli archivi nascosti, perché non cadano nelle mani del nemico. Quindi qual è la conseguenza? Che l'unica copia originale del protocollo segreto finisce negli archivi sovietici e lì rimane ancora oggi. Quindi è stata poi rinvenuta, lo anticipo, nel 1991. Prima non è disponibile, e questo permetterà all'Unione Sovietica,
per lunghissimo tempo, perlomeno fino alla metà degli anni '80, di negare in modo radicale l'esistenza di questo documento e quindi di rifiutare la sola idea che ci possa essere stata una spartizione dell'Europa orientale fra i due alleati. Dunque è questa la falsificazione. Quindi quando io utilizzo nel titolo di questo libro la parola falsificazione, utilizzo un'espressione sovietica. Non sono io che dico falsificazione. È il linguaggio ufficiale che accusa l'Occidente di falsificare la storia, perché molti studiosi, molti politici sostengono che c'è un protocollo segreto che ha portato alla spartizione dell'Europa orientale. Quindi, se volete, è una parola d'ordine pubblica che viene reiterata milioni di volte in tutte le occasioni in cui si parla di una possibile alleanza segreta per la spartizione dell'Europa orientale. Dunque, dall'altro lato invece c'è un documento microfilmato che inizia a circolare e a essere anche reso pubblico subito dopo la fine del conflitto. Come gli occidentali, gli alleati meglio, entrano in possesso di questo documento? Questo è uno dei casi delle guerre di cui spesso non si parla, vale a dire che ci sono anche delle guerre per appropriarsi degli archivi. Questo avviene spesso nelle guerre, soprattutto quando si è in presenza di un sistema politico, di un regime che sta per essere sconfitto. Quindi gli alleati, fra le loro varie operazioni di carattere militare durante il conflitto, gli alleati, intendo tutti gli alleati, vanno alla caccia dei documenti segreti e degli archivi che sono stati sotterrati. I più attivi in questa tentativo di ritrovare questi archivi sono gli americani e gli inglesi. Sono loro che attraversano la Germania e che liberano la Germania da Occidente. Dall'altro lato sono i sovietici, che da Oriente hanno anche loro dei speciali distaccamenti che vanno alla ricerca degli archivi dei ministeri, in particolar modo del Ministero degli Esteri. Saranno gli americani e gli inglesi a ritrovare questo documento, quindi a ritrovare i microfilm. Più che a ritrovarli, questi microfilm vengono venduti, come spesso avviene durante queste guerre per gli archivi. Quindi vengono venduti da una persona che aveva avuto il compito di proteggerli e che, come salvacondotto per la propria libertà, spiega, indica dove sono conservati questi archivi. E dunque gli alleati, diciamo gli anglo-americani, entrano in possesso di questa documentazione, iniziano a studiarla, non è che immediatamente trovano il protocollo segreto, iniziano a studiarla, a cercare di decifrarla e fra i tanti documenti importanti ritrovano anche i protocolli segreti allegati al patto Molotov-Ribbentrop. Rimangono riservate, questa scoperta rimane riservata per un certo periodo di tempo, inizia a diventare di dominio pubblico durante il processo di Norimberga. Quindi il processo di Norimberga, come sapete, è il grande processo contro i criminali nazisti che si concluderà con la condanna dei vertici del sistema nazionalsocialista, e durante questo processo non si parla di questi protocolli. Per quale ragione non se ne parla? Perché anche questa è una cosa di cui spesso di cui si è parlato molto poco. Gli alleati, quindi tutti gli alleati, francesi, inglesi, americani, sovietici, durante il processo, prima dell'inizio del processo, fanno un elenco di tutte le tematiche di cui non bisogna parlare durante il processo. E fra queste tematiche c'è anche i protocolli segreti e più in generale il patto Molotov-Ribbentrop. Per quale motivo viene presa questa decisione? Quindi sono i procuratori dei diversi paesi alleati che fanno un vero e proprio elenco. Non si parla dei bombardamenti alleati sulla Germania, non si parla del massacro di Katyn. Molti di voi ricorderanno forse che nel 1940 c'è un massacro di ufficiali polacchi e altre personalità diciamo, personalità pubbliche polacche che vengono uccise durante un massacro collettivo, circa 22.000 persone, da parte dei sovietici.
e anche di questo non si parlerà, anche questo sarà uno dei grandi segreti del secondo conflitto mondiale per lungo tempo, anche questo fino agli anni '80. Per quale motivo viene presa questa decisione? Perché viene considerata, probabilmente anche a giusto titolo dal punto di vista dell'accusa, viene considerata una diciamo, l'eventualità di parlare di queste tematiche importanti e che spiegano molte cose della seconda guerra mondiale, viene considerata qualcosa che può distogliere dall'accusa, vale a dire dall'accusa che è stata rivolta ai vertici tedeschi, vale a dire quella di crimini di guerra, crimini contro l'umanità aggressione e così via. Quindi viene considerata qualcosa che potrebbe allontanare da quello che deve essere invece il cuore del processo, il cuore dell'accusa, dell'atto d'accusa. E dunque in tutto il processo, durante tutto il processo, i procuratori dei paesi alleati faranno di tutto per evitare che vengano toccati argomenti, chiamiamoli tabù. Ad esempio non si parla dei tentativi di alleanza e delle alleanze fra Gran Bretagna e Regno Unito e Germania nazionalsocialista. Anche questo è un tema ancora molto, molto spinoso. La difesa degli imputati tedeschi cercherà invece di produrre in aula questo documento, il protocollo segreto, proprio per diciamo, dare un'idea della corresponsabilità nello scoppio della seconda guerra mondiale. In sostanza non ci riuscirà, quindi non diventerà davvero un oggetto di dibattimento, ma ci saranno molte schermaglie fra l'accusa e la difesa proprio per evitare di produrre il testo che ormai circola durante il dibattimento. Quindi anche questo ci fa capire quanto questo documento sia delicato e venga considerato come un tema molto molto spinoso. Finito il processo di Norimberga, Stati Uniti e Gran Bretagna decideranno di pubblicare il testo, quindi lo pubblicheranno in una raccolta di documenti che riguardano le relazioni sovietico-tedesche e dunque a questo punto il testo diventerà pubblico a tutti gli effetti, quindi se ne parlerà sulla stampa quotidiana, insomma è un testo che in Occidente circolerà molto e sarà anche oggetto di grande dibattito. È però una copia, è una copia e quindi chi può dimostrare l'autenticità del testo? È una copia tratta da un microfilm e questo darà la possibilità all'Unione Sovietica di continuare a negare la veridicità, l'autenticità di questo documento e questo sarà una costante fino agli anni '80. Quindi per contrastare ciò che ormai si inizia a discutere in Occidente, verrà elaborato un vero e proprio teorema, quello della falsificazione della storia. E per me questo è stato uno delle tematiche uno degli argomenti più importanti, è stata un po' la spinta a scrivere questo libro, perché è molto interessante vedere come si elabora un teorema di negazione. Io non parlo mai di negazionismo, perché il negazionismo è qualcosa di altro, però è una strategia di negazione che funziona. Funziona, cioè nel senso che la ritroviamo ancora oggi. Il tema della falsificazione della storia è molto presente nel dibattito russo, nel dibattito politico russo odierno. Quindi molto spesso per contrastare delle posizioni che non sono accettabili agli occhi del sistema sovietico, si parla di falsificazione della storia e questo soprattutto riguarda la seconda guerra mondiale, quindi il modo in cui si legge ancora oggi in Russia la seconda guerra mondiale, il tema delle origini della seconda guerra mondiale è spesso richiamato alla questione della falsificazione della storia. Oggi lo anticipo perché vorrei ancora dire qualcosa su quello che avviene prima. Oggi non si nega l'esistenza del documento, il documento originale è stato prodotto, è online sul sito del Ministero degli Esteri, però
si discute ancora molto su quelle che sono le responsabilità. Quindi non si può ancora accettare, probabilmente sarà difficile accettarlo per sempre, l'idea di una corresponsabilità, anche se parziale, evidentemente, riguarda il periodo 1939-1941, però una corresponsabilità nelle cause del conflitto, in ciò che ha dato origine allo scoppio del conflitto. Qual è dunque il destino di questo piccolo documento di una pagina a partire dalla guerra fredda? Quindi la guerra fredda, 1947-1948 è il momento in cui inizia a delinearsi una vera e propria guerra fredda. Da un lato c'è l'elaborazione di questo teorema, dall'altro c'è l'archivio segreto, vale a dire che questo documento diventa un documento inaccessibile. Un documento inaccessibile, ha una particolare classificazione. Tutti i paesi hanno delle speciali classificazioni dei documenti. Ci sono documenti segreti, segretissimi, ultra segreti, dipende dai diversi paesi. Ogni paese ha questo tipo di classificazione. E nel caso sovietico è un documento che è accessibile soltanto a 2 persone, l'archivista e il capo del governo, vale a dire il leader. Quindi Stalin prima, Khrushchev successivamente, Brezhnev, fino ad arrivare a Gorbaciov, insomma ce ne sono altri prima di lui. Dunque sono gli unici politici, i capi del governo, a poter chiedere l'esibizione, a poter avere in mano questo documento. Anche i ministri degli esteri in parte lo conoscono, però in modo spesso indiretto. Lo conosceva Molotov naturalmente, l'aveva firmato, ma i successivi ministri degli esteri non vi hanno accesso, sanno che c'è ma non vi hanno accesso. Quindi è un documento, documento più segreto che si possa immaginare, quindi riservatezza estrema. Quando si apre questa riservatezza, quando si infrange questa riservatezza? Questo è l'effetto, siamo già ormai negli anni '80, è l'effetto di una società che si libera. Quindi che cosa avviene negli anni '80, a partire soprattutto dalla metà degli anni '80? Inizia quel periodo che è stato definito perestroica, quindi un periodo di revisione, riforme. Perestroica noi lo traduciamo, perlomeno io lo traduco soprattutto come è una sorta di ricostruzione, però è un periodo di riforme che vengono avviate da Mikhail Gorbaciov quando arriva al potere. E un altro termine che usiamo sempre per indicare la grande transizione che si apre a partire dalla metà degli anni '80 è la parola glasnost. Non so se avete mai sentito questo termine, un tempo lo si usava frequentemente. È un termine importantissimo, è importante anche perestroica. Ma glasnost che cosa significa? Significa trasparenza. E dunque è il momento in cui la società si apre alla conoscenza, si apre all'informazione, si apre, se volete, alla verità. Quindi il termine verità, la parola verità inizia a circolare abbondantemente. E questo è un qualcosa che avviene molto dal basso, quindi è una società civile che finalmente si forma nel senso pieno del termine, che può parlare, che può chiedere di sapere che cosa è avvenuto nel passato. E anche dall'alto, quindi questi fenomeni dall'alto e dal basso sono sempre un po' in compresenza. Quindi dall'alto sicuramente c'è Gorbaciov, perché Gorbaciov che rende possibile la trasparenza. Trasparenza in che cosa si traduce immediatamente? Fine della censura. La censura viene abolita. Quindi la fine della censura significa che si può parlare di argomenti di cui una volta non si parlava. E fra questi argomenti c'è anche la questione delle origini, delle ragioni, delle cause dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi gli storici iniziano a lavorare su questo. Gorbaciov, ma io aggiungo anche un'altra figura, per me particolarmente importante, anche se ancora è poco studiata, che si chiama Yakovlev. Yakovlev è il segretario di Gorbaciov, è il suo consigliere privilegiato. È una figura
politica particolarmente rilevante. Poi a partire dagli anni 90 verrà messo in pensione, quindi lo si libererà da tutti i suoi compiti. Oggi viene considerato una pecora nera del sistema, della storia sovietica, quindi viene additato come responsabile di tutti i disastri che questo sistema ha incontrato, per poi deflagrare nel 1991 con la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Quindi Yakovlev è il responsabile dell'informazione, quindi il maggiore consigliere di Gorbaciov, responsabile dell'informazione, è colui che porta a dichiarare per decreto la fine della censura, ed è anche un diplomatico di professione. Aveva lavorato a lungo negli anni 60 e nei primi anni 70, prima in Canada e negli Stati Uniti. Vi era stato mandato per punizione, perché aveva avuto dei problemi con la dirigenza del partito, e però in questo suo nuovo luogo di lavoro inizia a elaborare delle tesi, delle idee di carattere liberale, tra virgolette, liberal democratico potremmo dire. E dunque è uno degli artefici della grande esplosione della glasnost, quindi ne è praticamente l'inventore per molte ragioni. E fra le altre cose individua come tema importante la questione del protocollo segreto. Quindi che cosa fa? Forma una commissione di storici e politici che deve indagare sulla questione delle origini della Seconda Guerra Mondiale e anche cercare di comprendere se il protocollo segreto di cui tutti parlano esiste oppure no. Quindi cerca di avervi accesso, cerca di individuare dove si trova, perché il segreto significa che nessuno sa in quale archivio si trova nell'archivio del presidente, ma esattamente dove non è dichiarato. E dunque chiede l'accesso agli atti, chiede l'accesso alle carte. Gorbaciov negherà sempre l'esistenza del protocollo segreto. Quindi Gorbaciov, che è stato uno dei grandi dirigenti, artefici di una transizione di carattere democratico nel paese, perché la perestroica è un periodo di riforme davvero molto importante, però su questo tema, quindi questo ci rivela che è il tema più delicato per la storia del paese, su questo tema non cede. Lo ha avuto in mano, non lo rivelerà mai a nessuno di averlo avuto in mano, perché se lo fa consegnare dall'archivista per visionarlo, e negherà sempre fino alla fine l'esistenza di un documento autentico. Quindi si parlerà sempre di copie che non possono essere verificate, che non possono essere comprovate, autenticate, perché le copie iniziano a circolare ovunque, in Germania sono state pubblicate e così via. E malgrado questo, Yakovlev costituirà questa commissione, e sarà una commissione che avvierà dunque dei lavori, per la prima volta, dei lavori particolarmente importanti proprio per studiare l'impegno da un lato, ma anche la responsabilità dell'Unione Sovietica nel contesto del secondo conflitto mondiale. Fa la stessa cosa per la questione Katyn, per il massacro di Katyn. Crea una commissione polacco-sovietica. Oggi, se pensiamo alle relazioni fra Polonia e Russia, ci sembra qualcosa veramente di impressionante, di straordinario. Una commissione polacco-sovietica alla quale viene invece dato l'accesso alle carte. Quindi tutte le carte sul massacro di Katyn verranno rese disponibili a questa commissione di studiosi, che dunque potranno accertare finalmente, a distanza di oltre 40 anni, quelle che sono le responsabilità sovietiche nel massacro di Katyn. Lo dico soltanto come inciso: il massacro di Katyn è un massacro dal punto di vista delle responsabilità molto complicato, perché quando vengono scoperte le fosse comuni,
il territorio in cui questo massacro era stato compiuto era occupato dai tedeschi, che accusano i sovietici. I sovietici negano ogni responsabilità, verranno convocate una serie di commissioni d'inchiesta per esaminare le spoglie, per accertare quali tipo di proiettili erano stati utilizzati e così via. E ancora a Norimberga l'Unione Sovietica attribuirà questo massacro ai tedeschi, perché avviene in un territorio che è controllato, quando viene scoperto il territorio occupato dai tedeschi, quindi viene imputato ai tedeschi, viene anche post-datato rispetto all'effettivo avvenimento. E dunque questo caso viene, diciamo, viene rivelato, quindi si potrà finalmente avere un accesso completo alle carte che documenteranno la responsabilità dei servizi segreti sovietici, quindi dell'NKVD, sono i servizi di sicurezza sovietici che sono responsabili di questo importante massacro del periodo bellico. La stessa cosa le autorità non faranno invece rispetto al protocollo segreto. Quindi la Commissione va però avanti, siamo in un periodo davvero di trasparenza, di ricerca della verità, è un periodo dal punto di vista anche della società sovietica di grande effervescenza, quindi c'è una partecipazione di massa al progetto della Glasnost, quindi c'è anche un sostegno, se volete, della società a questo tipo di inchieste, a questo tipo di azioni, di lavoro, è un vero e proprio lavoro di carattere archivistico, ma si lavorerà sempre sui documenti in copia, quindi sulla documentazione proveniente dagli archivi tedeschi, che a sua volta era arrivata dagli archivi americani. E la cosa importante, e questo diciamo è anche un po' il nodo che oggi viene rimesso in discussione, è che questa commissione Yakovlev e Yakovlev in prima persona riesce ad arrivare al Soviet, al Congresso dei Deputati del Popolo, che approverà nel 1989 una risoluzione in cui si condanna in modo ufficiale la decisione di siglare un patto che prevedeva un accordo di spartizione per definire delle sfere di influenza. Quindi di fatto viene formalizzata, è una condanna ufficiale da parte del sistema sovietico. Gorbaciov alla fine deve cedere di fronte a questo, perché c'è un congresso dei deputati del popolo che vota, è molto complicato il modo in cui si arriva a questo voto, ma alla fine viene ratificato questo voto. Per quale ragione Gorbaciov cerca di impedire che questo avvenga? Questo se lo sono chiesto molto i testimoni sovietici dell'epoca, lo stesso Yakovlev se lo chiede. Yakovlev dichiara che non lo capisce, che non lo comprende. In realtà un pochino si può comprenderlo. Quali sono le conseguenze di questa denuncia formale di un abuso che era stato condotto attraverso la spartizione della Polonia e dunque anche l'aggressione che l'Unione Sovietica fa alla Polonia il 17 settembre del 1939. Perché lo si fa? Perché questo mette in moto un processo che si è già avviato ma che ancora non è stato formalizzato, che è quello della secessione di alcune repubbliche socialiste sovietiche. Chi sono i primi paesi che avviano la secessione? Sono i paesi baltici. Sono i paesi baltici, vale a dire dei paesi che erano delle repubbliche sovrane prima della guerra, non erano territorio sovietico, quindi erano indipendenti e che come conseguenza del protocollo segreto invece sono state annesse in modo forzoso da parte dell'Unione Sovietica. Dunque sono loro che, come una sorta di domino, progressivamente approvano la secessione, quindi fanno delle dichiarazioni di sovranità approvate dai rispettivi parlamenti e dunque avviano quel processo, se volete, di decomposizione
dell'URSS, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, perché decidono di staccarsi dall'Unione. Lo fanno in modo autonomo, non c'è nessun accordo con l'Unione Sovietica, non è come l'Ucraina nel 1991 che anche lì c'è una sorta di secessione, ma c'è stata un'implosione del sistema. Invece i paesi baltici lo fanno fra l'88 e l'89, iniziano ad avviare queste procedure. Quando questo avviene è una situazione di grande tensione molto pericolosa. Ci sono delle forze interne al partito, al PKUS, al Partito Comunista Sovietico, che vorrebbero l'invasione di questi paesi per bloccare la loro secessione. Ci sono anche degli incidenti in Georgia, in alcuni paesi baltici ci sono degli incidenti, quindi degli scontri fra minoranze russe e diciamo popolazioni locali. Comunque questo processo di secessione viene avviato e sicuramente la pubblicità del protocollo segreto, l'ammissione anche di una sua validità, visto che viene approvato dal Congresso dei Deputati del Popolo, dà forza a queste richieste di liberazione dal dominio sovietico, quindi quello che era avvenuto fra il 1939 e il 1940 secondo dei diversi paesi. Poi dal punto di vista formale, il testo originale verrà pubblicato solo nel 1991, quindi dopo l'implosione dell'Unione Sovietica. O in coincidenza meglio con l'implosione dell'Unione Sovietica. Era stato pubblicato ufficialmente già nel 1989, ma da copia. Ancora il testo originale non era stato rinvenuto. Quindi diciamo, l'apertura dell'archivio segreto avviene quando al potere ormai c'è Yeltsin, quindi il successore di Gorbaciov. Quindi sarà Yeltsin che darà l'autorizzazione a rendere pubblico questo documento che nel frattempo era stato ritrovato nella sua cartella segreta. C'era una cosiddetta papka, che significa una sorta di dossier segreto in cui era stato depositato. E dunque questo è il momento in cui si avrà finalmente a disposizione questo documento. Poi l'altro aspetto che va diciamo che va un po' sottolineato è il fatto che progressivamente a partire dalla fine degli anni 90 si avvia un processo di revisione contraria a questo periodo di grande apertura, di grande liberazione di glasnost, ed è quello a cui ci troviamo di fronte oggi. Come dicevo prima, il protocollo in quanto tale non viene messo in discussione, l'autenticità di questo documento, ma viene messa in discussione in modo ufficiale quelle che sono le conseguenze di questo documento. Quindi si è ritornati ad una sorta di revisione, si è di fronte a una sorta di revisione in cui si torna ad una riconsiderazione del patto Molotov-Ribbentrop come un patto di grande astuzia politica, un patto che ha salvaguardato l'Unione Sovietica da una invasione già nel 1939. C'è una sorta di riabilitazione su questo aspetto dello stesso Stalin, che oggi è per alcuni versi, soprattutto per il suo ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale, viene riconsiderato come una figura di grande rilevanza, con un vero e proprio condottiero che è riuscito a salvaguardare l'Unione Sovietica da danni ancora più importanti rispetto a quelli già subiti durante la Guerra Mondiale. Io lo ricordo insomma in modo molto rapido, anche per essere molto esplicita. L'Unione Sovietica è, da un lato, sicuramente c'è una corresponsabilità dal punto di vista prima di tutto della spartizione dell'Europa, e poi cosa che avrà insomma delle conseguenze anche con la guerra fredda, peraltro.
e poi anche dal punto di vista dello scoppio del conflitto. Al tempo stesso è un paese che ha salvato l'Europa, è uno dei paesi insieme agli Stati Uniti che ha salvato l'Europa dalla vittoria del nazionalsocialismo, e quindi non occorre assolutamente dimenticare che l'Unione Sovietica ha perso circa 25 milioni, ha avuto 25 milioni di vittime, decessi fra popolazione militare e popolazione civile durante il conflitto mondiale. Però rimane questo vulnus, rimane questo problema di questi 2 anni di alleanza, e di alleanza che ha avuto insomma tante conseguenze. Ultima cosa riguardo al momento attuale, quindi dicevo che c'è stato, insomma, soprattutto a partire dagli anni 2010 in poi, c'è stato questo processo inverso, no? Che si è progressivamente rafforzato, e qui ritorna fuori con grande forza anche il tema della falsificazione della storia, che è servito in modo nuovo, originale, e io ragiono da storica, quindi questo che attira soprattutto la mia attenzione, è servito per avere una sorta di governo sulla storia, su come si deve raccontare la storia. Oggi in Russia ci sono dei manuali unici di storia, quindi non c'è pluralismo dal punto di vista di come si deve raccontare la storia. Quindi ci sono dei manuali unici, non ci sono pluralità di manuali, manuali unici che sono gli unici che possono essere utilizzati all'interno di tutto il sistema scolastico, dai bambini fino al post università. E sono obbligatori, sono assolutamente obbligatori. E quindi è ritornato fuori questo tema della falsificazione della storia. Prima l'ho definito un teorema, è una vera e propria sorta di teorema che è stato rivisto, riattualizzato. Non è la stessa cosa degli anni 40, della seconda metà degli anni 40. Nel 48 venne pubblicato un libretto intitolato I falsificatori della storia, 1948, venne pubblicato a decine di milioni di copie, tradotto in tutte le lingue, c'è anche in lingua italiana, è pubblicato sempre nel 1948, e in cui si spiegava che qualsiasi tentativo di attribuire qualsiasi forma di responsabilità all'Unione Sovietica nel modo in cui si era arrivati al conflitto mondiale era un falso. E quindi si elaborava proprio il teorema in questo breve opuscolo molto importante dal punto di vista ideologico, e si offriva una lettura unica e molto dall'alto di quelle che erano le cause dello scoppio del secondo conflitto mondiale. Queste tesi sono state riscoperte, rinvigorite, e ancora oggi vengono utilizzate per parlare della seconda guerra mondiale. Peraltro il teorema della falsificazione della storia oggi è arrivato al punto in cui negli anni 2000 per l'appunto è stata costituita una commissione contro la falsificazione della storia, quindi tutto ciò che nella storia viene spiegato come ostile, viene interpretato come ostile all'Unione Sovietica e alla Russia odierna, viene accusato di falsificazione della storia. Esistono dei reati nel codice penale di falsificazione della storia, quindi questo libro non potrebbe mai essere tradotto in lingua russa, no? Quindi, e se un autore russo sostenesse delle tesi simili oggi, quindi sono state sostenute in passato, ma se le sostenesse oggi potrebbe incorrere in una condanna fino a 7-8 anni di carcere. Quindi i reati di questo tipo sono reati di denigrazione della nazione, quindi corrispondono a una sorta di denigrazione della nazione. Quindi io vorrei ritornare un attimo alla questione della glasnost, no? Perché è un tema al quale sto ritornando da qualche tempo, e questo l'ho fatto in modo abbastanza casuale, perché non ci avevo mai ragionato in modo ampio prima. Quando è morto Gorbaciov, adesso mi pare un paio di anni fa, e quando è morto Gorbaciov improvvisamente mi sono resa conto che il suo periodo, cioè quella che è stata l'avvio di una transizione, è durato un tempo brevissimo, brevissimo. Quindi Gorbaciov va al potere
fra il 1984 e il 1985 e rimane al potere fino al 1991. Gli effetti delle sue riforme dureranno ancora un po' di tempo, ma già alla fine degli anni 90 prendono fine. Quindi la transizione, quella che gli studiosi chiamano le transizioni, in questo territorio, in questo paese, è stata molto molto breve, dagli 85 fino alla fine degli anni 90. E quindi non mi ero mai resa conto in modo così plastico, se volete, che era un tempo brevissimo, no? Lo storico ragiona anche sulle grandi durate, no? Era un tempo brevissimo. E quindi questo mi ha portato a rileggere la Glasnost e quindi a cercare di capire come si era sviluppato in modo così intenso e con una grande partecipazione dal basso una sorta di movimento diciamo, si era sviluppata un'aspirazione alla verità e quindi anche a una riconciliazione col passato, a una riscoperta del passato, cercare di spiegare il passato, cosa che oggi invece è diventata praticamente impossibile. Del passato si parla esclusivamente attraverso delle linee guida, quindi non c'è pluralismo, come dicevo. E dunque la Glasnost, ritorno su questo perché è l'esatto contrario del protocollo segreto, quindi non c'è segreto, non c'è tema che debba essere segreto. La Glasnost io spesso la traduco come un'esperienza di parola liberata, una vera e propria parola liberata, se non proprio libera, non è ancora libera, però liberata, che si sta liberando, quindi è qualcosa davvero in transizione e che ad esempio diciamo si sviluppa a partire dall'85, ma ad esempio ottiene un momento di grandissima spinta, di grandissima forza nell'86. Perché nell'86? L'86 è l'anno del disastro di Chernobyl, disastro nucleare di Chernobyl. Viene immediatamente negato, ma dura pochissimo la negazione. Vale a dire che c'è una sorta di spinta a cui partecipa tutta la società, per cui la rivelazione sull'entità, sull'importanza di questo disastro di carattere nucleare avviene abbastanza rapidamente, quindi le autorità, Gorbaciov in prima persona, quindi sono sotto la pressione, no, di questa società civile di cui c'è bisogno per rimettere in piedi un sistema che era arrivato a una sorta di degenerazione sia economica che sociale, oltre che politica, e dunque ad esempio parlare di Chernobyl è un segnale molto importante per capire che cosa sta avvenendo. E questo mette in crisi l'ideologia di Stato. Quindi la parola liberata mette in crisi l'ideologia di Stato perché siamo di fronte al pluralismo. Ed è soprattutto la scienza storica, le scienze storiche che si sono investite di questo, perché la società ha bisogno di sapere, di avere informazioni sul passato, di avere informazioni sulle repressioni che hanno colpito una quota importante, non dico in ogni famiglia, ma in quasi ogni famiglia c'è un represso. Perlomeno se parliamo delle repressioni degli anni 30. E dunque, ad esempio, vorrei citare queste parole di una critica letteraria dell'epoca che riusciva a riassumere in modo molto preciso, a mio avviso, proprio questa esigenza, no? Esigenza di andare contro il segreto, il segreto di Stato. E scriveva in un suo articolo molto famoso dell'87: se in questi ultimi decenni, parla dei decenni precedenti ovviamente, la scienza storica non ha potuto dare alla società la possibilità di capire se stessa e il suo passato, se fino ad oggi quasi non si pubblicavano documenti, se fino ad oggi c'era una fame acutissima di lavori obiettivi di ricerca sulla storia del partito, dello Stato, se fino ad oggi si tengono sotto chiave gli archivi della guerra civile, nel momento in cui scrive queste parole, gli archivi, il protocollo segreto ancora non è stato reso pubblico, ci sono ancora molti archivi che si devono aprire, gli archivi della guerra civile, i dati sulla collettivizzazione, sui lager, sulle prigioni e le deportazioni, se fino ad oggi il popolo non conosce nemmeno le cifre dei morti negli anni del terrore, allora la letteratura è costretta ad assumersi una funzione extraletteraria di ricerca e autocoscienza critica.
Sarà infatti proprio la letteratura, una dei principali artefici. C'è una partecipazione da parte di tutti i ceti intellettuali e non soltanto, no? Di quella speciale ceto che in Russia, nella Russia zarista, in Unione Sovietica e ancora oggi si chiama intellighenzia. È un termine che è invalso ormai anche da tempo, insomma anche fuori dai confini di quel paese, no? Quindi c'è una grande partecipazione, un grande ruolo che la letteratura inizia ad avere, questa funzione dunque extraletteraria di sollecitare la verità. Quindi la letteratura diventa una depositaria di verità storica e farò un esempio di un romanzo, no? Diciamo un romanzo ormai quasi dimenticato, tradotto anche in lingua italiana immediatamente. È un romanzo dell'87, molto interessante, si chiama I figli dell'Arbat. L'autore si chiamava Rybakov, come lo pronuncio si scrive, Rybakov. Fu tradotto credo da Rizzoli, adesso non sono sicura. È un romanzo che parla degli anni 30, quindi parla di generazioni, di una famiglia e delle diverse generazioni diciamo che subiscono delle repressioni, persone coinvolte nelle grandi purghe, insomma nel grande terrore, cosiddetto grande terrore. E quando pubblicò questo romanzo, l'autore, lo scrittore Rybakov, ricevette migliaia di lettere. Alcuni lo insultavano per aver denigrato la nazione, ma la maggior parte lo ringraziava per aver restituito al paese un pezzo della sua memoria. E la cosa più interessante è che fra queste decine di migliaia di lettere ce n'erano migliaia in cui i lettori raccontavano la storia della propria famiglia, per dare allo scrittore del materiale da utilizzare in successivi racconti, successivi romanzi, cosa che Rybakov peraltro fece, quindi lo scrive, insomma, e quindi davano, diciamo, c'erano tutta una serie di particolari, di storie anche di carattere personale, persone che erano state nel Gulag e che erano uscite dal Gulag soltanto dopo la morte di Stalin, quando ci furono le prime amnistie. Quindi fornivano allo scrittore del materiale grezzo, no? E questo, diciamo, per me è un monito di speranza rispetto a qualcosa che io spero che possa avvenire anche in futuro. Vi ringrazio. Grazie professoressa, apriamo il dibattito se qualcuno vuole intervenire, ha delle domande. A proposito della Finlandia, che affrontò una coraggiosissima guerra di resistenza dopo l'attacco dell'Unione Sovietica, riuscendo a salvaguardare la propria integrità territoriale, non completamente, ma almeno l'indipendenza, e che poi al momento dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica, tra virgolette, non resistette alla tentazione di prendersi una rivincita, aggregandosi quindi e finendo poi per trovarsi alla fine della guerra tra le nazioni che avevano aggredito l'Unione Sovietica ed erano state sconfitte, pagando questo poi anche con una limitazione di sovranità circa trentennale della sua politica estera, pur avendo al proprio interno un sistema perfettamente democratico. Ecco, non ho capito bene se anche la Finlandia era inclusa nel protocollo segreto e se poi questa circostanza, dato che in Occidente comunque prove, diciamo copie seppure da microfilm del protocollo esistevano, il fatto di denunciare questo, che in fondo la Finlandia era stata aggredita, poi aveva cercato di recuperare quello che le era stato tolto con la forza, se questo non avesse potuto essere in qualche modo valorizzato per modificare quello status di politica estera non possibile, non libera, e in particolare volevo chiedere questa situazione di sovranità limitata nella politica estera se è durata fino al tempo della Glasnost o se è finita prima? No, è durata fino alla... anche se la Finlandia mantiene questo status molto, molto particolare.
Allora, nel caso della Finlandia, io non sono una grande esperta di quel paese, però le prime cose che mi vengono in mente rispetto anche a questa sovranità limitata, insomma, a questa problematica, chiamiamola problematica. Allora, pur mantenendo, insomma, un regime di carattere, un sistema di carattere democratico. Allora, quindi è quasi come se avesse, non dico uno stato di neutralità, però è qualcosa che, diciamo, è uno status diverso. Allora, intanto la questione della Finlandia, c'erano e ci sono ancora oggi, ma c'erano delle importanti minoranze russe. E quindi questo la pone anche in minoranze molto più importanti di quelle presenti nei paesi baltici. Paesi baltici, soprattutto l'Estonia, che ha delle minoranze importanti che ancora oggi creano anche talvolta delle frizioni. Quindi questo è il primo elemento. L'altro elemento, però davvero non ne so ancora abbastanza, e questo lo dico anche rispetto al territorio finlandese come un territorio che dunque subisce un'occupazione e dunque è adesso non mi viene, non conosco il termine dal punto di vista militare, ma una sorta di avamposto anche per le truppe, truppe tedesche da un lato, e da quello che io ho intuito, ma non ne sono del tutto consapevole, anche truppe italiane. E ci sono anche degli italiani in Finlandia, in quella zona. Allora, oggi ci sono anche altri battaglioni, esattamente, spagnoli, eccetera. Oggi questo tema sta tornando d'attualità e quindi questo lo richiamo, non rispondendo alla sua domanda, mi ci fa pensare, mi fa tornare in mente questo. È un tema che sta tornando di attualità, qualcosa che si sta muovendo in questo momento. Per quale ragione? Perché negli ultimi tempi, ormai sono quasi 10 anni, grandi lavori di carattere archivistico che vengono condotti in Russia, c'è un grande lavoro, non vengono riscoperti nuovi documenti, ma si valorizzano dei documenti d'archivio. E questo lo si fa nell'ambito di un progetto che si chiama Senza prescrizione. È così che io traduco il termine russo. Il termine russo sarebbe senza data di prescrizione. Senza prescrizione. Che cos'è questo progetto? Immenso. È il progetto storico più importante che le autorità stiano conducendo negli ultimi 10 anni. È un progetto serio dal punto di vista anche della documentazione, di come si lavora, ci sono degli storici professionisti che vi lavorano. Allora, dico subito qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di vedere riconosciuto a livello internazionale dalle Nazioni Unite il crimine di genocidio contro il popolo sovietico. E questo ha soprattutto rilievo per quanto riguarda tanti, diciamo, crimini di guerra, ma soprattutto per l'assedio di Leningrado, perché Leningrado assediata è una città che viene assediata e in cui la popolazione di Leningrado muore per fame. Il genocidio per fame è complicato, è già stato riconosciuto non da tutti, non a livello di Nazioni Unite, ma diversi paesi europei ormai, e altri ancora, hanno riconosciuto il genocidio per fame in Ucraina, il cosiddetto Holodomor degli anni 30. È un genocidio, quindi si può uccidere attraverso l'affamamento. Nel caso di Leningrado è molto problematico, perché c'è un assedio spaventoso, come raramente nel corso della storia. A Leningrado ci sono casi di antropofagia in città, si muore per strada per fame. Non ci sono bombardamenti, ci sono anche gli bombardamenti attorno per cercare di occupare la città, però la città viene assediata e si muore per fame, quindi milioni di persone, se non ricordo il dato preciso. E dunque c'è questo progetto che vuole essere, diciamo, a partire da questo macro caso, vuole, la Russia sta lavorando in modo molto concreto su questo. All'assedio di Leningrado partecipano tante forze, c'è l'esercito tedesco,
c'è anche un distaccamento italiano. Io credo che il distaccamento italiano sia nella zona, sia in Carelia. La Carelia è a metà, quindi esattamente non è una cosa che ho studiato. Quindi questo ci fa vedere come, anche dal punto di vista delle relazioni internazionali, la questione della seconda guerra mondiale è ancora una posta in gioco molto importante. Quindi non rispondo propriamente a... Assolutamente. Quindi, allora, aggiungo ancora una cosa, sono stati già celebrati in Russia 34 processi contro criminali di guerra accusati di crimine di genocidio. Quindi è un, diciamo, un lavoro imponente che viene fatto sia dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista giuridico, per cercare di portare avanti questa tesi. Che io non giudico, io la registro come qualcosa di interessante da osservare, perché oggi insomma, è la stessa nozione di genocidio che diciamo, è in discussione la sua applicazione, il suo riconoscimento in casi, insomma, capite bene, da tanti casi anche molto recenti, il caso insomma di Gaza evidentemente all'ordine del giorno. Diciamo anche l'Ucraina chiede il riconoscimento di un crimine di genocidio. Bucha, il massacro di Bucha, sono molte le richieste da parte delle autorità ucraine di vederlo riconosciuto come crimine di genocidio. Quindi è un processo in corso. Quindi io ragiono soprattutto sulla questione del secondo conflitto mondiale. E questi 34 processi hanno riconosciuto il crimine di genocidio, quindi hanno, sulla base anche di materiale d'archivio. Volevo dire che questa scenografia, diciamo, delle foto, dei sorrisi di Stalin, tutto per la stampa, divulgazione della prima falsificazione dell'idea di questo protocollo, se non fosse che dopo pochi giorni viene invasa la Polonia e che sicuramente la Germania l'invasione dell'operazione Barbarossa ce l'aveva già in mente. Ci dovrebbe essere la spiegazione di tutto questo cumulo di bugie a pro di chi? Perché poi alla fine il problema delle guerre, per come scoppiano, si ricorda la diatriba dell'inizio della prima guerra mondiale, sono stati scritti libri su chi era la colpa. Ognuno l'ha rinnegata, la Germania in primis l'ha rinnegata. Bene, ma il problema della seconda guerra mondiale non è tanto chi l'ha fatta scoppiare, è il problema di chi l'ha vinta. La negazione della vittoria è stata fatta solo contro l'Unione Sovietica, che aveva 27 milioni di ragioni da porre. Perché è stato sempre negato, è stato attribuito agli alleati la vittoria? E dopo l'idea della cortina di ferro non è stata mica nemmeno sovietica, è stata di Churchill, va bene? Per quanto riguarda, per concludere il discorso della Glasnost, io direi che quella è l'ultima falsificazione, se mi posso permettere. Se mai fosse stato vero che la Unione Sovietica era già in liquidazione dai tempi di Brezhnev, per esempio, ma i patti fra Gorbaciov, Yeltsin con il signor Reagan sono stati proprio lo scandalo definitivo per la liquidazione dell'Unione Sovietica. 27 milioni di ragioni. Allora, diciamo, si può aprire un grande dibattito su tante cose, insomma io ci ho tenuto a ricordarle, insomma 27 milioni o 25 milioni di ragioni, assolutamente, questo per essere molto chiara su... allora, io cerco di ragionare da storica e quindi ritorno un attimo alla... Non mi è molto chiara la questione della Glasnost, quello non ho capito perfettamente, però ritorno un attimo alla questione della... Come falsificazione, se posso permettere. Ma non ho capito perché. Falsificazione. Ma perché era già in atto l'idea della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Era già in atto.
E Gorbaciov, diciamo, come uomo occidentalizzato, l'ha sancita, l'ha definita. Poi, Sì. diciamo che i patti con Reagan erano l'ultima cosa, si sono venduti persino gli arsenali atomici, Sì. i sommergibili, le fonderie, Allora, le acciaierie, tutto. Allora, io ho un atteggiamento sempre di carattere molto processuale. Questo l'ho imparato studiando la Shoah e soprattutto ispirandomi al più grande studioso, a mio avviso ancora oggi, il più grande storico della distruzione degli ebrei d'Europa, che è Raoul Hilberg, il quale mi ha insegnato una cosa che io cerco di applicare sempre, vale a dire che, e questo va, diciamo, all'inverso di quello che lei dice, era già definito. No, secondo me è, diciamo, la storia è fatta di processi, è una progressione. La Shoah non era iscritta nell'arrivo al potere di Hitler. È qualcosa che avviene perché ci sono tutta una serie di passi che vengono fatti e quindi c'è un processo che porta alla distruzione degli ebrei d'Europa. La disgregazione dell'Unione Sovietica io cerco di vederla nello stesso modo e dunque sicuramente ci sono degli atti che possano andare in quella direzione, ma la storia non è fatta di qualcosa che avviene in modo automatico. Ci sono anche degli inciampi, ci sono anche dei passaggi inaspettati. E quindi, per ritornare alla... avevo in mente una cosa che volevo dire. Vabbè, ce ne sono due. Allora, la prima riguarda la questione del fallimento. Allora, deflagrazione dell'Unione Sovietica. Non saprei dire perché avviene proprio in quel momento, è nel 1991. Sono tante le concause, sono economiche, ci sono degli errori di Gorbaciov, ci sono anche dei passi importanti che Gorbaciov fa però per cercare di rigenerare un sistema che era già morto dai tempi di Brezhnev, a mio avviso. E io vedo il fallimento della transizione, lo vedo, questo lo dico in modo molto esplicito, lo vedo perché è una transizione che avviene affidando tutto il compito della transizione alla società, ma non al sistema, non allo Stato. Esiste una disciplina che si chiama giustizia di transizione. Giustizia di transizione, che è quel ambito di studi che vedono come le società possono uscire da sistemi di carattere autoritario, non democratico, dittatoriale, totalitario, dipende, sono tantissime. È una disciplina che è nata a partire dall'inchiesta sulla fine dell'apartheid, Sudafrica. Fine dell'apartheid, come si arriva alla fine dell'apartheid e come si aiuta una società a uscire da un sistema non libero, non voglio dire neanche non democratico, non libero, senza che questo cambiamento provochi violenza. Come avviene questo? Nel caso dell'Europa orientale questo è avvenuto in Sud America, fine delle dittature sudamericane, è avvenuto in Sudafrica, è avvenuto in molti luoghi, anche in paesi asiatici. Come avviene nell'Europa orientale, che è un po' il campo di cui mi occupo? In Europa orientale avviene attraverso un sistema che è stato chiamato lustrazione. Cos'è la lustrazione? Viene dal latino lustratio, quindi rendere chiaro, illuminare, lo traduco un po' così. Lustrazione significa rendere chiaro, rendere pubblico. Rendere pubblico. Adesso non sto a dilungarmi troppo su questo. L'anello più importante qual è? L'apertura degli archivi dei servizi segreti. Tutti i paesi dell'Europa orientale si sono avviati verso la democrazia in modo diverso, ogni paese in modo diverso dall'altro, ma tutti quanti hanno aperto gli archivi dei servizi segreti. Questo non è avvenuto in Russia dopo il 91. Non c'è stato. La lustrazione non è mai stata
condotta. La lustrazione è un atto di governo, ci sono dei decreti di lustrazione. In Russia, dopo il 91, sotto Yeltsin, ci sono stati dei tentativi di approvare delle leggi di lustrazione. Leggi di lustrazione significa epurazione degli apparati amministrativi, significa epurazione dei sistemi di polizia, significa diciamo, eliminare le persone che hanno avuto ruoli e hanno compiuto dei crimini, crimini di natura politica, quindi crimini contro la popolazione, ad esempio, eccetera, eccetera. E uno dei punti importanti è quello dell'apertura degli archivi. La Germania orientale ha aperto gli archivi della Stasi. È il paese, diciamo, dove si è avuto l'esperienza più interessante. Chi dirigeva questo fenomeno di apertura degli archivi attraverso la legge di illustrazione era un pastore protestante, che poi è diventato presidente della Repubblica. Si chiama Joachim Gauck. È diventato presidente della Repubblica della Germania Unita. Operazioni di questo genere ci sono state in Romania, in Bulgaria, in tutti i paesi. Non in Unione Sovietica, in Russia, dopo il 91, non è stata mai approvata una legge di lustrazione. Ci sono state 2 proposte fatte tutte e 2 dalla stessa persona, che si chiama Galina Starajvotova, era una deputata donna, che ha proposto di approvare in Parlamento, alla Duma, una legge di illustrazione, la prima volta mi pare nel 95, la seconda nel 97, se non erro. Non è stata neanche discussa dalla Duma, quindi non è stata non è stata approvata, non è stata portata in discussione. Galina Starajvotova è stata assassinata nel 1998. È un omicidio politico. Questo ci fa capire, io non dico che c'è una responsabilità di una persona, c'è un sistema di potere che si fonda sul segreto, che si fonda sugli apparati di sicurezza. Io oggi mi occupo della questione della sicurezza, cerco di capire questo paese attraverso l'investimento sulla sicurezza. La storia è al servizio della sicurezza, lo si dice chiaramente nelle strategie di sviluppo del paese. Ci sono delle strategie di sicurezza, tutti i paesi hanno delle strategie di sicurezza. In Russia ci sono delle strategie di sicurezza che investono anche sulla cultura, sulla storia, sulla lingua, sulla linguistica, si epurano i dizionari, non si possono pronunciare delle parole. Ecco, secondo me il grande problema, l'ho imparato da poco, cioè è da un paio d'anni, 3-4 anni che rifletto su questo, secondo me c'è stato questo problema, perlomeno se è confrontato con, poi dopo ognuno, va bene, non voglio, qualcun altro. Un'ultima domanda, visto l'ora, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Altrimenti le chiedo io, prima ha accennato alla letteratura che ha riflettuto su questi temi e ha suggerito aperture o aperto archivi a suo modo. Oltre al testo che ci ha citato prima, ci sono altri scrittori che vale la pena di leggere o rileggere? Ce ne sono tanti. Allora, mi viene subito in mente, ma insomma molti di voi lo conoscono, la maggior parte, Vassili Grossman. Vassili Grossman, per quale ragione? È uno scrittore degli anni, diciamo, partecipa alla guerra intanto, è un combattente. È uno scrittore degli anni 50, anni 60, muore all'inizio degli anni 60. Secondo me è un autore ancora fondamentale. Viene pubblicato per la prima volta il suo libro capolavoro, che è Vita e Destino, viene pubblicato all'inizio, diciamo, con la perestroika, con la glasnost, prima mi pare nell'89, era stato pubblicato per la prima volta in russo in Svizzera, da una casa editrice svizzera. Ed è un autore, a mio avviso, ancora da rileggere molto, straordinario, perché si occupa della umanità. Quindi anche da soldato, ha scritto delle cose bellissime come soldato, è tutto pubblicato da Adelphi. Adelphi sta pubblicando l'integralità degli scritti di Vassili Grossman, quindi è un corrispondente di guerra, è un russo ebreo. E quindi diciamo riscopre anche l'identità ebraica durante la guerra di fronte agli eccidi, perché attraversa
i territori sovietici che erano stati occupati insieme all'Armata Rossa, quindi un corrispondente di guerra, quindi è fra i primi a entrare a Treblinka, scrive un saggio su Treblinka che è fenomenale. E in molti suoi scritti in Vita e Destino c'è proprio il tema dell'umanità e dell'umanesimo, e secondo me ci può insegnare tantissimo. Mi viene in mente questo come prima cosa. Grazie, allora dobbiamo chiudere questa serata. Grazie a voi, grazie. E l'appuntamento è per venerdì prossimo, grazie. Grazie davvero per la partecipazione, grazie mille.